Viene di fatto considerato uno sfregio ambientale dalle associazioni di tutela del Piave la nuova pista per le corse di cani levrieri in costruzione in un'area verde di 3 ettari al Parabae di Maserada. Un rapido passaparola da parte del circolo di Lega Ambiente e del Comitato La Piave, e in mattinata si sono riunite qui una cinquantina di persone. Prima di tutto è un discorso di protesta per quel che riguarda questa area che viene contaminata, che viene distrutta in pratica da questa pista. E poi il fatto che in pratica non è stata assolutamente discussa con la popolazione. I levrieri possono tranquillamente correre nel prato. Io mi sono informato presso l'ENCI e l'ENCI mi ha detto che sì, perché no? Se magari l'erba è tagliata, meglio. Per Pozzobon non occorreva dunque intaccare il prato stabile dove nidificano molte specie di uccelli e che da sempre è una delle maggiori zone di ripopolamento delle lepri. Io credo che bisognerà su sta questione qua andarlo a discutere. Ci sono molte cose che non vanno anche nella realizzazione che hanno già fatto. Ad esempio la recinzione, questa recinzione non va assolutamente bene, perché qua siamo in zona di rifugio e ripopolamento della provincia e la provincia deve prendere posizione su sta cosa qua. Noi crediamo che sia veramente una arrogante presa di posizione. Qualcuno ha definito questo prato nel quale viene costruita questa pista tanto una terra agricola che non vale niente. Allora, sul valore della terra credo che dovremmo interrogarci. I lavori di costruzione della pista di contro proseguono velocemente, la recinzione è già stata posizionata. Le associazioni ambientaliste vorrebbero che si interrompessero, che la concessione venisse sospesa, ma l'iter procede a tappe fisse. Qui è tutto deciso, il 12 giugno c'è già un calendario fissato, lo trovi su internet, avviamento al racing, e poi a settembre partiranno le gare. Come opposizione abbiamo manifestato le nostre perplessità sia per quanto riguarda la SRL e quindi tutte le vicissitudini anche di questa SRL, sia anche lo stato di salute dei cani e poi anche la possibilità che queste manifestazioni richiamino delle attività illecite. Perplessità che rimangono, dice Sozza, malgrado le rassicurazioni del sindaco Lamberto Marini, con il risultato che l'intervento continuerà a essere monitorato da vicino da forze politiche e associazioni contrarie all'opera e alle sue finalità.